benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Augusta ricorda il decennale dello spaventoso naufragio di migranti nel canale di Sicilia, 1000 i morti. Mattarella sulle tragedie del mare, la nostra civiltà ci impedisce di restare indifferenti. Mistero fitto a Casteltermini, nell'Agrigentino, una donna trovata morta carbonizzata nella sua villetta, distrutta dalle fiamme. La vittima viveva sola con i cani. Caltanissetta, frode ai fondi dell'Unione Europea e il riciclaggio, sequestrati beni immobili e società per 700.000 euro, 4 indagati. Sanità a Lumaca, ci risiamo. A Ragusa 8 mesi per un'ecografia per sospetta patologia alla tiroide. La denuncia del Comitato Civico, articolo 32. Catania, fontana improvvisata, la vedete nel parcheggio della metro alla fermata Milo. Tra Borgo e Nesima, una spettacolare perdita d'acqua rimasta lì da giorni. Resta a secco intanto il monumento al tondo Gioeni. Reddito di povertà, quasi 100.000 siciliani lo richiedono, ma i fondi bastano solo per poco più di 10.000. Don Di Marzo dallo Sperone di Palermo, un segnale d'allarme sulle difficoltà economiche della gente. Grandi arrivi di turisti per il Ponte di Pasqua e con il treno Sicilia Express tornati a casa a Messina con le famiglie, anche molti che studiano e lavorano nel nord Italia, stanchi ma soddisfatti. Calcio, colpo di scena per il Messina, esonerato il tecnico Banchieri, il Catania segna 4 gol al Modica nel test che ha chiuso la settimana di lavoro. Da lunedì i rossazzurri penseranno all'ultima di campionato a Potenza. Bentrovati, 10 anni dalla più grande tragedia del mare, il ricordo dei 1000 migranti morti nelle acque del canale di Sicilia. Il relitto dell'imbarcazione nella nuova darsena di Augusta, in attesa dell'inaugurazione del Giardino della Memoria. Il presidente Mattarella, la nostra civiltà ci impedisce di voltare le spalle. Francesco Aloi. Da quella tragica notte sono passati 10 anni. Era il 2015 quando più di 1000 migranti persero la vita in mare, a 200 chilometri da Lampedusa. Erano partiti dall'Africa in cerca di un futuro migliore, ma su questo barcone esposto ad Augusta quasi tutti hanno trovato la morte. Mai più non deve restare solo una parola d'ordine che si dice in queste occasioni, ma deve diventare davvero una concreta azione di riparazione. Nel fare memoria rinnoviamo l'apprezzamento per l'opera di soccorso da parte delle navi italiane, che sono riuscite in condizioni estreme a salvare vite, rispettando quanto impone la legge del mare. Sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che aggiunge: è la nostra civiltà impedirci di voltare le spalle, di restare indifferenti, di smarrire quel sentimento di umanità che è radice dei nostri valori. E a ricordare sono anche i più giovani. Siamo qui appunto perché è importante ricordare, perché tragedie come questa non si ripetano mai più. La nuova darsena di Augusta come un luogo della memoria. Qui si trova il relitto che non fu distrutto proprio per non dimenticare mai quanto accaduto. Tutto in attesa di un luogo più adatto, un giardino della memoria. Che sia libero e accessibile, in cui chiunque possa venire, dire una preghiera, un pensiero, una riflessione. Perché anche il ricordo, come dice il presidente della Croce Rossa Italiana Valastro, è un modo per restituire dignità alle vittime. Voltiamo pagina, un mistero fitto e inquietante scuote Casteltermine, che è un piccolo comune dell'Agrigentino. All'interno di una villetta all'ingresso del paese, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna, Filomena De Marco, 68 anni, viveva da sola con i suoi cani. Davide Sardo.
Un mistero fitto e inquietante scuote Casteltermini, piccolo comune dell'entroterra agrigentino. All'interno di questa villetta, all'ingresso del paese, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna. È Filomena De Marco, 68 anni, che viveva da sola con i suoi cani. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal denso fumo che fuoriusciva dall'abitazione della pensionata. Le fiamme sono state domate, ma la scoperta del cadavere ha aperto scenari drammatici. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'indagine. Carabinieri e inquirenti mantengono il massimo riservo. Gli accertamenti sono in corso e si attendono gli esiti dell'autopsia, che saranno fondamentali per chiarire le cause della morte. Se dovessero emergere ferite o tracce di violenza, l'indagine si orienterebbe verso l'omicidio. Non si esclude il movente della rapina, approfittando dell'isolamento della donna. Forse Filomena De Marco ha sorpreso qualcuno in casa, forse ha reagito, oppure si è trattato di un'aggressione mirata con un preciso movente. Resta anche l'ipotesi che il fuoco si sia appiccato dolosamente per cancellare prove e depistare le indagini. Interrogativi che per ora restano senza risposta. Gli inquirenti lavorano senza sosta per fare luce sul caso. A Messina un giovane con piccoli precedenti penali è stato ferito con 3 colpi di pistola alle gambe sparati da uno sconosciuto che poi è fuggito. L'agguato ieri sera vicino a Piazza 20 Settembre, la vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte e non è in pericolo di vita. A Caltanissetta sequestrati 700.000 euro in un'indagine per truffa ai fondi dell'Unione Europea e riciclaggio. 4 gli indagati, fra loro anche 2 coniugi che, sebbene formalmente impiegati statali, gestivano altre attività in agricoltura. Rita Cinardi. Un articolato reticolo societario adoperato per movimentare i corposi finanziamenti comunitari per l'agricoltura per poi ripulirli in operazioni di riciclaggio è quanto sarebbe stato messo in piedi da 4 persone indagate dalla Procura di Caltanissetta per i reati di frode in danno ai fondi dell'Unione Europea, riciclaggio e antiriciclaggio. Nei loro confronti il GIP di Caltanissetta ha emesso il provvedimento di sequestro per un valore di 700.000 euro su beni mobili, immobili e societari. L'indagine è partita da una serie di accertamenti e di attività eseguite dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza. È emersa in particolare la figura di 2 coniugi che, sebbene formalmente impiegati statali, risultavano gestire alcune attività economiche tutte legate al settore agricolo e che percepivano contributi AGEA. Una terza persona avrebbe assunto formalmente la carica di titolare di ditta individuale, nonché amministratore di altre 2 società dello stesso comparto, senza tuttavia apparente esperienza in materia e peraltro residenti in luoghi distanti geograficamente dalle sedi delle attività economiche. Infine, una quarta persona che si è adoperata per effettuare molteplici operazioni di trasferimento di denaro in modo da ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro, realizzando quindi il reato di riciclaggio. Accertate dunque truffe ai danni dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare della stessa AGEA, a partire dal trasferimento con le agevolazioni per gli insediamenti di giovani in agricoltura di un rilevante fondo con annessi fabbricati rivenduto con relativa plusvalenza all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Sanità lumaca, ci risiamo. 8 mesi per un'ecografia per sospetta patologia alla tiroide. Accade a Ragusa e lo denuncia il Comitato Civico, articolo 32, scusate. Chiesta un'indagine ispettiva. Veronica Barbarino. Attese troppo lunghe per una visita, appuntamenti fissati dall'ASP di Ragusa, ben oltre l'urgenza indicata sulla ricetta medica. Lo denuncia ancora una volta il Comitato Civico, articolo 32, ora in difesa di una donna ragusana di 75 anni che necessita di un'ecografia del capo e del collo per una sospetta patologia tiroidea. Era il 17 aprile quando il medico di famiglia ha prescritto che l'indagine strumentale avvenisse entro 10 giorni. A fronte della richiesta, l'azienda sanitaria ha fissato un appuntamento dopo 8 mesi. Le continue dichiarazioni di riduzione delle liste di attesa ci appaiono come semplici slogan pubblicitari. È necessario che si arrivi ad una iniziativa ispettiva da parte di un soggetto indipendente, quindi non legato ai soggetti politici che hanno nominato i manager, affinché si arrivi ad una valutazione complessiva delle criticità nell'ambito dell'azienda sanitaria.
Certo che le richieste siano di gran lunga superiori rispetto all'offerta, dall'ASP ragusana al caso in questione rispondono che trattandosi di un primo accesso è possibile presentare l'istanza per i percorsi di tutela che permettono di svolgere le prestazioni, dopo aver appurato l'appropriatezza della richiesta, entro i tempi istituzionali sanciti dal livello di priorità. Catania, favola a lieto fine a Casa 21. Arsenio Lupin, mosso dai sensi di colpa, si scusa e restituisce parte della refurtiva. Il sociologo dice la conferma dell'importanza di TV e social. Infatti la vicenda ha avuto ampio risalto dopo il nostro servizio. Tonino De Mana. Arsenio Lupin, ladro gentiluomo o ladro con sensi di colpa. Fatto sta che il risalto mediatico e l'ondata di indignazione per la vile eruzione a Casa 21 nel quartiere di Piganello ha scosso le coscienze. Non era stato un furto qualsiasi. Ignoti avevano sottratto decine di colombe realizzate da ragazzi con sindrome di Down e il cui ricavato sarebbe servito per autofinanziare progetti di inclusione. In poche ore la notizia è rimbalzata sui social e in TV. Questo era l'appello del presidente del secondo municipio Carnazza. Si ravvedano questi indegni, questi esseri inutili che hanno compiuto questo vile gesto. Un messaggio diretto e senza fronzoli che sottolinea l'importanza e il ruolo dei mezzi di comunicazione. Ovviamente creando una situazione ibrida di opinione pubblica circostante, opinione pubblica digitale, si crea un vero e proprio ecosistema sociale e digitale per cui non possiamo non prendere in considerazione quello che accade non solo nella vita di tutti i giorni ma anche all'interno delle piattaforme digitali che noi utilizziamo. Pressione dell'opinione pubblica e non solo. Questa storia racconta il potere dei mezzi digitali con cui noi ci troviamo immersi, che sono da un lato strumento per accedere alle informazioni intorno a noi, ma soprattutto anche un modo per vivere in maniera diversa l'ambiente sociale a noi circostante. A Casa 21 è tornato il sereno per tutti. Sarà una buona Pasqua. Davvero buona Pasqua e complimenti. Adesso restiamo ancora a Catania per parlare di fontane inaspettate. Ci sono giochi d'acqua nel parcheggio della metropolitana di Milo, stazione della metro, ma si tratta di una copiosa perdita e il guasto è lì da diversi giorni. In compenso resta a secco il monumento alla Tondo Gioeni. Tonino De Mana. L'acqua zampilla ed è stata realizzata senza spendere €1. Niente passerelle per l'inaugurazione. Il parcheggio della metropolitana di Milo ha una nuova fontana con improvvisati giochi d'acqua. Eccola in tutto il suo splendore sotto lo sguardo stupido dei passanti. Scherzi a parte, gli schizzi derivano da una copiosa perdita del sistema di irrigazione delle aiuole, tra l'altro invase da rifiuti e cartacce. Da 10 giorni c'è questa perdita di acqua che mi sembra assurdo nessuno abbia segnalato. Peraltro il giorno che è iniziata c'erano anche dei vigili qua che stavano facendo le multe, le macchine giustamente messe fuori dagli stalli. Una perdita importante in un momento in cui tra l'altro la Sicilia è a secco. Uno spreco di acqua non indifferente, che la cosa mi sembra alquanto scorretta e nessuno si prende la briga di poterla sistemare, perché magari è da tanti giorni, visto che io posteggio tutte le mattine qui, è sempre là, però è bella, diciamo. Per fortuna l'acqua defluisce, altrimenti oltre alla fontana avremo anche un caratteristico laghetto. In compenso continua a restare a secco la fontana di Tondo Gioeni. Ad esempio la fontana del Tondo Gioeni, che è già stata segnalata più volte anche da voi se non sbaglio, resta a secco. Ci puoi ricordare una fontana a secco a Catania? E quella di Tondo Gioeni? Risposta esatta. Catania, terra di paradossi, e chissà che per Pasquetta qualcuno non utilizzi il parcheggio di Milo per una rinfrescante scampagnata all'aria aperta. Con doccia compresa, siamo alla stazione metro di Milo tra Borgo e Ennesima. Parliamo d'altro, reddito di povertà. A richiedere il sussidio sono stati 97.000 siciliani, ma pochissimi riceveranno i soldi. I fondi istituiti dal governo regionale non bastano assolutamente. Marco Gullà. È una Sicilia che ancora soffre la povertà. La nuova radiografia che arriva dai dati delle domande per il reddito di povertà certifica proprio questo. A chiedere il sussidio sono stati circa 97.000 siciliani, tantissimi, anzi troppi, rispetto al budget che il governo Schifani ha stanziato alla fine del 2024 per erogare il contributo una tantum. La maggior parte delle richieste non verrà quindi esaudita. Per approvare tutte le domande servirebbero più o meno 250 milioni di euro,
soldi che la regione non ha. Dunque, sempre secondo i primi sommari calcoli, con i 30 milioni disponibili potrebbero essere finanziate circa 11.000 domande. Tantissime domande, infatti, sono arrivate dai quartieri popolari di Palermo, come lo Sperone. Verranno bocciate, non potranno essere esaudite per come è necessario, perché i fondi sono quelli che sono. Quello che abbiamo detto sin dall'inizio, come parrocchia siamo stati chiari, è bellissima l'idea del Presidente di sostenere le famiglie, ma questa misura non può essere sufficiente purtroppo per i numeri che viviamo ogni giorno nelle realtà locali. L'allarme riguarda anche chi, fino a qualche anno fa, faceva parte della cosiddetta middle class. Noi abbiamo adesso il povero di sempre che, bene o male, non è più morto di fame del tutto, riesce a sopravvivere grazie a quei piccoli sussidi che ci sono. Dall'altro lato la fascia media si è impoverita e questo è un grossissimo problema, perché aumentano le richieste anche alla nostra Caritas, per esempio. Tanta gente chiede la visita medica, il ticket, perché magari lavora, ha le 1.000 euro al mese ma non bastano per vivere, allora il ticket di 50-70 euro per l'esame straordinario diventa un problema. Pasqua alle porte, i temi della guerra voluta solo dai potenti della terra, della droga, dei guai nella sanità, al centro del messaggio dell'arcivescovo di Palermo Lorefice. Ascoltiamolo. Credo che il messaggio più grande che deve essere proclamato in questa Pasqua e che richiede anche l'intera famiglia umana è che gli uomini si devono incontrare riscattati dalla distruzione della guerra. L'umanità non vuole la guerra, la vogliono i grandi di questo mondo. Penso alle tante crisi che oggi anche ha la nostra terra, dalla sanità alla droga, sono strutture di peccato, non lo dimentichiamo, e se entra Cristo entra anche forza di liberazione, di trasfigurazione. Altro versante della Pasqua caratterizzata dall'assalto dei turisti nelle località più belle della nostra isola. È il giorno del ritorno a casa dal nord Italia di tanti siciliani con il Sicilia Express. Viaggia a biglietti calmierati per combattere il caro volo. L'arrivo stamattina a Messina. Francesco Triolo. Come è andato questo viaggio? Bene, siamo un po' stanchi, però bene, siamo arrivati, c'è il sole e quindi è andato bene, meglio della prima volta. L'aria e il sole di Sicilia per ritemprarsi dopo un lungo viaggio, i sorrisi all'arrivo a Messina del Sicilia Express, il treno che la regione ha allestito ancora una volta con la collaborazione di treni storici e feste italiane, ha riportato sull'isola tanti studenti ma anche famiglie che vivono al nord per trascorrere la Pasqua con i parenti. Lungo, intenso e bello. Benissimo, è stato divertentissimo, è stato proprio un ritorno a casa. La prossima volta mi scendo con una treno, per favore, un po' più largo. No, è andata bene, dai. Siamo divertiti ieri sera e abbiamo dormito più o meno. C'era divertimento, intrattenimento, quindi il tempo volava, non te ne accorgevi chissà quanto. Quante volte ti ho cercato? Biglietti calmierati, animazione, il segreto del successo del Sicilia Express versione pasquale, seconda esperienza dopo quella natalizia per combattere il caro prezzi dei voli aerei. In viaggio si è giocato a carte, si è mangiato con le degustazioni di prodotti tipici, si è cantato con la complicità dei testimonial a bordo del treno. Pensavo, ho detto chissà quanto dura, neanche il tempo e ci siamo praticamente ritrovati in Sicilia, abbiamo cantato, sorriso e con Mario abbiamo anche scritto una canzone che diventerà l'inno ufficiale del Sicilia Express. Ieri abbiamo fatto veramente un'esplosione di energia, di bellezza, di sorrisi, di canzoni e quindi Sicilia Express è diventata anche una canzone che tra poco sentirete. Bravo Mario e bentornati a casa a tutti voi. E ora facciamo la nostra pausa, tra poco il calcio con l'esonero del tecnico Banchieri dal Messina e il Catania con il Potenza nel mirino. State con noi, a dopo. Colpo di scena nel Messina, il tecnico Simone Banchieri è stato esonerato a meno di 48 ore dalla trasferta di Foggia. Sergio Colosi.
Alla crisi societaria si aggiunge anche quella tecnica. Nella tarda serata di ieri l'allenatore Simone Banchieri è stato esonerato. Al suo posto in panchina a Foggia andrà il vice Antonio Gatto. Banchieri è entrato in rotta di collisione con la squadra il direttore sportivo Domenico Roma, in un contesto sempre più delicato per le note vicende societarie. Domani in Puglia i giallorossi cercano i 3 punti per alimentare le speranze di giocare il play-out. Speranze però che potrebbero essere vanificate da una grave crisi societaria che non ha permesso mercoledì scorso di pagare ai tesserati stipendi e contributi, anche se la nuova penalizzazione dovrà essere scontata nella prossima stagione indipendentemente dalla categoria. I club giallorossi in un comunicato hanno parlato di fallimento premeditato con attacchi indirizzati ai vari attori della vicenda, Pietro Sciotto su tutti. Sono stati ringraziati invece gli imprenditori che hanno dimostrato attaccamento con la raccolta fondi che non è andata a buon fine, rivolto infine sostegno incondizionato ai giocatori, gli unici ad avere onorato la maglia. Il Catania ha concluso la settimana di lavoro con un test contro il Modica, squadra di eccellenza, terminato con il punteggio di 4-0. In campo dirigenziale accordo ai dettagli con Zarbano per il ruolo di direttore generale. Marco Carli. Dopo 5 giorni di lavoro intenso, nell'ultimo allenamento settimanale del Catania, la partitella con il Modica, squadra di eccellenza. I rossazzurri si sono imposti per 4-0, a segno Lunetta, Jimenez, Inglese dal dischetto e Stoppa. Dopo 2 giorni di riposo, il Catania tornerà ad allenarsi lunedì con 5 sessioni mattutine consecutive in programma al Cibalino e al campo Mazzola di Mister Bianco. Il tutto in vista dell'ultima di stagione regolare contro il Potenza. Appuntamento al Viviani, sabato alle 16:30. Ci arriva un Catania certamente convinto che negli ultimi 2 mesi ha collezionato 19 punti in 10 gare con 4 clean sheet nelle ultime 5, in cui i rossazzurri hanno subito reti solo dall'Avellino, prossimo alla promozione in B. I playoff sono un terno all'8, ma la squadra che si è vista negli ultimi mesi favorita da recuperi importanti può dire la sua. Intanto i massimi dirigenti del club sono in Australia. Il vicepresidente Grella insieme a Pelligra ha assistito agli allenamenti del Perth Glory, altra società facente capo al gruppo dell'imprenditore italo-australiano. Una trasferta che può diventare occasione anche per parlare del futuro della squadra rossazzurra. 2 gli obiettivi. Il primo in ordine di tempo è l'arrivo del direttore generale. A quel che risulta l'accordo con Zarbano è già stato definito. L'ipotesi è di una durata biennale con il dirigente con tanta esperienza in A, che potrebbe arrivare presto a Catania per cominciare a lavorare col club in vista della prossima stagione. E poi c'è Torre del Grifo. Dopo l'ennesima asta andata deserta si attendono le mosse della dirigenza etnea, che potrebbe provare ad aprire con la curatela una trattativa privata. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione per le 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.